Trasformazione e sviluppo, i temi centrali del rapporto statistico 2013 della Regione Veneto, strumento che fotografa un anno di attività e li confronta con il passato dando uno sguardo al futuro. In momenti di estrema difficoltà dove il reddito disponibile è tornato ai livelli del 1980 ed il PIL per abitante ci si augura, ma non si è certi, che il prossimo anno possa risalire ai livelli che registravamo più o meno 20 anni fa. Ci racconta un Veneto che ovviamente soffre, non fingiamo di essere fuori dal mondo, che però soffre meno del mondo, meno dell'Europa, meno dell'Italia, che tiene la linea con le altre regioni che da sempre assieme a noi sono state il motore, la locomotiva, cioè con la Lombardia e con l'Emilia. Quindi dati che in qualche modo ci possono confortare anche se vediamo che sta succedendo qualcosa che ci in qualche modo preoccupa. Ma il Veneto è sempre locomotiva pur in un contesto di dati di estrema difficoltà. Se la parola locomotiva evoca quello che in qualche modo l'Italia era, il nord era qualche anno fa, è una locomotiva che qualche volta sbuffa, però è una locomotiva Italia che se non ci fosse il Veneto, l'Emilia e la Lombardia che tirano questa locomotiva non solo sbufferebbe ma andrebbe indietro. Invece i dati nostri sono ancora buoni, abbiamo parametri che sono ancora in linea con l'Europa, quella buona, che è anche l'Europa dei giovani. Questa edizione del rapporto statistico è stata corredata dall'ABC del Veneto, una simpatica presentazione realizzata da un gruppo di studenti delle medie adocchiati dall'Associazione per lo sviluppo del talento e della plus dotazione. Piccoli genietti, insomma, che hanno realizzato una presentazione della regione attraverso le lettere dell'alfabeto. Il progetto è un'attività creativa, oserei dire, assolutamente creativa, molto bella, perché si sono prese appunto varie lettere dell'alfabeto, dalla A alla Z, per ogni lettera si è scelto un argomento, l'Ufficio della Statistica del Veneto ci ha consentito di avere i dati da cui partire per elaborare tutta l'informazione. Fatto questo, praticamente i ragazzi hanno analizzato, dando un loro commento personale, i dati e poi hanno fatto delle battute simpatiche che riguardano la statistica improbabile. C'è una trasformazione del manifatturiero, valuta l'assessore, che regge il cambiamento lavorando su eccellenza e qualità dei prodotti per favorire l'export. E poi c'è il turismo, industria da 11 milioni di fatturato annuo, che pure cresce qualitativamente e percentualmente. Cresce in controtendenza l'Italia, abbiamo un turista di città d'arte, lo chiamo così, cioè un turista di qualità, do un dato. Un turista balneare spende 62 euro mediamente a giorno, un turista di città d'arte spende 140 euro a giorno. Quando dico città d'arte vuol dire la nostra cucina, vuol dire le nostre bellezze, le nostre ville, i territori, il paesaggio. Questo turista di qualità che spende di più oggi fa il 40% dei turisti veneti ed è un turista che arriva dall'estero. Un turista che quando torna a casa parla bene del Veneto, facendo automaticamente promozione e dando quindi prospettive ad un territorio che sa di doversi trasformare. Che deve cambiare rispetto al mondo, quindi meno quantità ma più qualità per essere interessanti ed esportare quindi. E poi l'azienda Veneto, inteso come qualità della cultura, del paesaggio, del territorio, perché se pensiamo che sono aumentati 3-4 milioni di turisti, se pensiamo che il PIL turistico sono 11 miliardi di euro, quindi superiamo il 10% del PIL Veneto. Se pensiamo che questa sarà un'azienda che fa bello il Veneto, che promuove il Veneto, che guarda al futuro, io credo che su questi due filoni in particolare dobbiamo lavorare.